Siamo qui nella piazza di Malborghetto Valbruna, vicino a Tarvisio, in provincia di Udine, dove verrà effettuata quest'oggi la prima asta di legname di abete rosso di risonanza certificato PFC. I tronchi che vedete alle mie spalle sono quelli che verranno messi all'asta, sono tronchi che provengono dalle foreste regionali certificate PFC. PFC significa dare garanzia della corretta gestione sostenibile dei boschi e del legname che da essi se ne ricava. 81.000 ettari di foreste certificate della nostra regione ci mettono in una posizione determinante per quanto riguarda il PFC in Italia. PFC è il sistema di certificazione mondiale più importante e più riconosciuto a tutti i livelli, e trovarci in questo momento a portare avanti un'attività come quella del legname di risonanza ci fa un'ulteriore azione di promozione del nostro territorio, della nostra realtà, ed è una dimostrazione di quello che a livello regionale possiamo portare in giro per il mondo come certificato di garanzia della nostra regione, delle nostre foreste, della nostra realtà commerciale. Assessore Bolzonello, legno di risonanza ha un grande pregio anche per il Friuli Venezia Giulia e per la foresta di Tarvisio. Sì, è stato, non dico un gioco, però un qualcosa di veramente straordinario vedere la battuta d'asta per quanto riguarda questi abeti rossi della foresta di Tarvisio, e sapere che questo è un legno fra i più pregiati, da dove usciranno dei straordinari strumenti musicali. Allora, oggi è servita semplicemente per dare anche un senso a quello che è l'enorme potenziale del bosco del Friuli Venezia Giulia, della foresta della Val Canale in particolare, e sapere che attorno a tutta la foresta, al bosco, alla filiera del legno ci sono anche delle altre opportunità, e quella del legno di risonanza è una di queste. Quindi un po' di poesia accanto anche alla prosa. Però anche un prodotto di nicchia che può evolversi in prodotto turistico? Assolutamente sì, perché poi l'altra parte è proprio quella di avere il legno di risonanza anche come un momento di attrattività da un punto di vista turistico. Il legno di risonanza è sicuramente qualcosa di, come dire, attrattivo agli occhi dei più, no? E quindi bene, è stata una bella esperienza, la ripeteremo e daremo ancora più contenuti.